sposa Mattia. E Mattia non era sardo, no? Lo chiamiamo anche il miglior dei re dell'Ungheria, perché era intelligente e saggio, amava moltissimo il suo popolo. La piazza noi chiamiamo la piazza della Santa Trinità, per tutto il centro che hanno fatto nel 1700 quando c'era l'epidemia di peste. Di lei un po' di più, no? Che però hanno avuto 4 figli, sapete, no? Che sicuramente all'inizio erano molto innamorati, Francesco Giuseppe e Elisabetta, però a dire la verità lui doveva sposare la sorella, dicevano, si vede anche là, no? Perché era un ago, no? E non un coltello proprio, che aveva in mano e dal lato, no? Così, dal lato ha messo nel corpo e ha tirato fuori e è scappato. Hanno trovato comunque, era l'Aneto, questo ragazzo, era un anarchico che voleva uccidere il popolo della famiglia, era uguale a chi, no?
aveva 61 anni. Parleremo ancora